Il treno di Busto Arsizio continua a non fare fermate e la stazione di Cuneo non fa eccezione. Anche se è Cuneo a far visita alla eWork Arena, in realtà il discorso non cambia, con il 3-1 maturato sul campo. Le bustocche travolgono anche le cunesi, arrivate pesantemente incerottate alla penultima sfida della loro regular season e costrette a mollare l'osso nonostante la voglia di resistere. Pistola non vuole fare delle tante assenze un alibi, ma al suo gioco, oggi più che mai, è mancato l'apporto delle centrali. Un passaggio a vuoto, quello di Candy e Zaccheu, a cui fa da contraltare l'ennesima ottima prestazione di Stevanovic e soprattutto di Rossella Olivotto, a tratti vera e propria dominatrice della gara. Le piemontesi non lesinano però nella voglia di provarci, cercando di restare aggrappate alla partita quasi fino al termine, appoggiandosi su Giovannini e Bizzi. Ma le farfalle hanno ormai la capacità di cambiare marcia quando serve e non fermarsi più. Gray parte a diesel e poi però è inarrestabile e Scamiglia, titolare al posto di Gennari, cresce alla distanza e Polter può così fidarsi delle compagne, diventando insidiosa anche in battuta. Le gatte alzano bandiera bianca, sfiduciate da una gara che non riescono più a girare. Per la Bosca San Bernardo ancora un KO, con l'ultima chiamata contro Casalmaggiore per provare a rinsaldare la posizione in post-season. Per la Unet Work è l'11° successo consecutivo tra campionato e Champions, che mercoledì torna al palazzetto. Sì, sono molto contenta perché oggi non era facile e siamo stanche perché comunque continuiamo a giocare davvero tantissimo ogni 3 giorni e riposava comunque un elemento importante per noi che è il nostro capitano, quindi siamo partite un pelo contratte, ma sono contenta perché arriviamo alla Champions League belle cariche con un'altra vittoria che fa morale e soprattutto dopo un primo set veramente bruttissimo siamo riuscite ad andare avanti e a zerare e a fare secondo me 3 set molto molto belli.